Dopo 4 anni dall'ultima visita, Zico è tornato in Friuli per riabbracciare i tifosi e raccontare con Dalcin la sua avventura in bianconero di quasi 40 anni fa, quando a Udine sbarcò uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. Niente mascherine per bambini e ragazzi ai centri estivi, durante i quali diminuiscono le restrizioni, e quanto ha comunicato il ministro Speranza al governatore Fedriga, in classe invece i dispositivi resteranno obbligatori. Respinto dal TAR del Lazio il ricorso di Civibank contro l'OPA lanciata da Sparcasse, conclusa oggi positivamente. Il 6 giugno pagamenti e assemblea dei soci. Intanto sul caso Copca arrivano i rimborsi nei conti correnti degli ex soci. È stata firmata ed entrerà in vigore da domani al 6 giugno l'ordinanza del comune di Lignano Sabbiadoro contro gli eccessi delle festività di Pentecoste, vietate angurie, bibite in bottiglia in lattina per asporto, multe fino a 5.000 euro. 200 tra capre e pecore si stanno occupando dello sfalcio dell'erba a San Leonardo, brucando gli spazi verdi del paese, un'attività che fa risparmiare parecchi soldi al comune. Buonasera e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Zico è tornato a Udine, il Galligno ha riabbracciato oggi il suo Friuli, un'emozione sempre forte che si rinnova ad ogni incontro con i tifosi friulani. Le nostre telecamere lo hanno seguito fin dal suo arrivo all'aeroporto di Lubiana. Vediamo. Sotto il bandierone è l'aeroporto di Lubiana, ma sembra lo stadio Friuli di anni fa o il Maracanã, perché mi dicevano che è la stessa immagine poi, sì, in 3 continenti diversi. Sì, in Brasile e anche in Giappone. In Giappone è sempre tutta la partita, in Brasile anche, e io quando vedo le partite dell'Udinese sempre vedo. Dice, quello lì lo conosco. Lo conosco bene. Dicono che era uno forte. Sì. Un abbraccio, grazie per tutto. Mandi, io dico Usgnotte. Mandi, Bussai Frus. Sentiamo l'intervista e vediamo l'immagine proprio del primo abbraccio. Sempre amici, parliamo sempre. Voglio molto bene loro e è un piacere sempre tornare a Udine. È una città che mi ha ricevuto un'accoglienza stupenda e sono sempre contento e felice quando vengo lì. Il libro è un piacere, Dalcin mi ha invitato, ho la possibilità, e il problema buono è poter vedere tanta gente che io piaccio molto. E accompagnato dagli amici storici Alessandro Scarbolo e Andrea Granziera, Zico ha poi fatto rotta su Udine, dove è arrivato attorno alle 17. 1 ora e mezza di viaggio da Lubiana a Udine e ad attendere il Galligno in piazza 20 settembre Franco Dalcin, che oggi, come nel 1983, lo ha portato in Friuli. Con tutti i ricordi splendidi, no, di quel giorno e dei primi 18 mesi, poi le cose sono cambiate, allora ci vediamo oggi a festeggiare il fatto di ritrovarci. Questa è la cosa più importante. Mi ha fatto un regalo di venire per il mio libro e quindi le sto aspettando. Una felicità tornare a vedere gli amici, le ex compagni, sarebbe buono. Per me, quando loro hanno fatto tutto quello che hanno fatto quando io sono arrivato qui, è diventata una cosa che non si dimentica più. C'è un campione a cui Zico farebbe l'appello, vieni qua a giocare qua, porta l'Udinese in Europa? Speriamo perché sta sempre accompagno quello che fa l'Udinese, anche la mia famiglia, e aspettiamo che un giorno possa venire fare la gioia di dare allegria alla gente, ai tifosi dell'Udinese. Cambiamo argomento, niente mascherine per bambini e ragazzi ai centri estivi, lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga. La nostra regione era andata in pressing su Roma proprio per avere indicazioni in tal senso e dopo aver chiesto anche l'abolizione dell'obbligo di utilizzo di questo dispositivo in classe negli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze estive. Su quest'ultimo fronte non ci sono al momento novità, ma quantomeno dal 15 giugno, quando si riapriranno i centri estivi, bambini
e ragazzi potranno partecipare alle attività senza mascherina. Proprio ieri la Regione ha varato il vademecum con le indicazioni operative per i centri estivi dai 3 ai 14 anni. Le principali novità introdotte riguardano il superamento del cosiddetto gruppo bolla. Sono quindi riattivati i momenti di relazione e presenza tra bambini e ragazzi di gruppi diversi durante tutto l'arco della giornata. Non saranno più necessarie rilevazione e registrazione della temperatura corporea, così come non servirà più organizzare entrate e percorsi orari differenziati. La somministrazione e il consumo del pasto potrà avvenire senza ricorrere necessariamente all'impiego di stoviglie monouso e sarà possibile effettuare uscite nel rispetto delle misure previste per il contenimento dei contagi. E sono 14.000 le persone su una platea di 105.000 che non hanno ricevuto la quarta dose del vaccino anti-Covid. La Regione corre ai ripari contro il rallentamento della campagna. Il vicepresidente Riccardi scrive ai sanitari perché sollecitino attivamente ragazzi, anziani e fragili a sottoporsi all'inoculazione. Il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi scrive ai medici di base e agli operatori sanitari affinché venga rilanciata la campagna vaccinale anti-Covid per la quarta dose, secondo booster, agli over 80 e agli over 60 con fragilità. Sono troppe poche le 14.000 dosi inoculate a fronte di una platea stimata da vaccinare di 105.000 persone. A questo dato, scrive Riccardi nel suo sollecito, vanno aggiunte le evidenze scientifiche sull'aumento dell'efficacia del vaccino dopo un secondo booster nei confronti delle forme sintomatiche, dei ricoveri e delle forme severe di malattie e nella prevenzione dei decessi. Quindi, aggiunge, considerato anche il basso tasso di eventi avversi rilevato negli studi sul campo in questa fascia di popolazione, l'amministrazione raccomanda a tutti i medici di medicina generale, agli specialisti, a tutti gli operatori sanitari che abbiano contatto con pazienti ultraottantenni o con fattori di fragilità, immunocompromissione, di consigliare attivamente il secondo richiamo della vaccinazione. I pazienti interessati sono persone che sono state sottoposte al primo booster da almeno 4 mesi e non abbiano contratto il Covid dopo la somministrazione della prima dose booster. Devono essere nati nel 1942 o prima, oppure essere ospiti in strutture per anziani o in condizioni di fragilità, cioè essere nati nel 1962 o prima e soffrire di una patologia inclusa nella lista del Ministero. Chi rientra in queste categorie e non risiede in strutture residenziali per anziani può prenotare la vaccinazione con i mezzi attivati per la campagna, call center, CUP, web app, farmacie. I cittadini over 60 con fragilità dovranno compilare il modulo che indica la patologia da cui sono affetti. È stato respinto dal TAR del Lazio il ricorso di Civibank contro l'OPA lanciata da Sparcasse. Per i giudici le autorizzazioni rilasciate dagli organi di vigilanza sono in regola. Resta in piedi però un altro ricorso al Tribunale europeo. Il ricorso al TAR del Lazio di Civibank che chiedeva l'annullamento dell'OPA lanciata da Sparcasse è stato respinto. La seconda sezione Quater ha rigettato la richiesta di istanza cautelare e così l'offerta pubblica d'acquisto delle azioni e dei warrant andrà a buon fine. In sostanza i giudici del Tribunale amministrativo dovevano decidere sull'eventuale violazione della legge Amato che impediva alle fondazioni bancarie, come la fondazione Sparcasse che controlla la banca altoatesina, di acquisire nuove realtà finanziarie extraregionali. Secondo il TAR, si legge nelle motivazioni del collegio presieduto da Donatella Scala e pubblicate oggi, questo punto sembra essere estraneo al perimetro dei controlli demandati dalla Consob, ricadendo piuttosto nell'ambito delle competenze della BCE e della Banca d'Italia, le quali hanno autorizzato l'operazione in esame mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi allo Stato sub iudice innanzi al Tribunale dell'Unione Europea. In pratica la norma riguarda la fondazione e non direttamente la banca Sparcasse. Il pronunciamento del TAR ha dato il via libera alla ripresa oggi per alcune ore dell'OPA che poi si è conclusa nel tardo pomeriggio. Il 6 giugno saranno effettuati i pagamenti da Sparcasse e nello stesso giorno si svolgerà l'assemblea dei soci. Un nuovo capitolo nell'ultracentenaria storia di Civibank si scriverà il 6 giugno, data in cui è stata fissata l'assemblea dei soci che rinnoverà il CDA, rinviata il 25 maggio in attesa del giudizio del TAR del Lazio, e giorno in cui saranno pagati e trasferiti azioni e warrant per chi ha aderito all'offerta. Quasi la parola fine sulla vicenda. Dopo il rigetto del ricorso, i vertici della Banca di Cividale hanno espresso comunque la convinzione di aver agito correttamente. Rispettiamo il pronunciamento del Tribunale amministrativo del Lazio, fa sapere in una nota la presidente di Civibank, Michela Del Piero,
che ha comunque esaminato la nostra istanza in considerazione della novità e peculiarità della controversia. Il vertice della banca, va avanti la Presidente, si era rivolto al TAR con il solo intento di tutelare e preservare i clienti e gli azionisti di Civibank in attesa della sentenza del Tribunale Europeo del Lussemburgo, che sarà chiamato a rispondere nel merito dell'interpretazione della normativa che regola l'attività delle fondazioni bancarie e quindi dell'OPA in corso. Soddisfazione per Sparcasse, che oggi per alcune ore ha riaperto e poi chiuso l'OPA, finendo con percentuali ben superiori al 70% del capitale sociale di Civibank. Si rivela confermato ciò che abbiamo detto fin dai primi minuti del 29 aprile, quando abbiamo ricevuto i ricorsi. I ricorsi si confermano essere qualcosa di inammissibile e anche la Corte di Giustizia Europea, alla quale era stata rivolta una richiesta di urgenza, ha rigettato la richiesta di urgenza. Secondo noi non ci saranno sviluppi futuri. Restiamo in ambito finanziario. I rimborsi di Copca e Cooperative Operaie di Trieste stanno arrivando nei conti correnti degli ex soci prestatori. I bonifici preannunciati da una lettera saranno completati nei prossimi giorni. A confermare i versamenti è Barbara Zilli, assessore regionale alle finanze. La Regione sta distribuendo i fondi pari a 17 milioni di euro stanziati per venire in aiuto alle famiglie che avevano investito nelle due cooperative fallite 7 anni fa. Entrando nei dettagli, il ristoro copre il 10% del credito vantato verso Coop Trieste e il 25% di quello verso Copca. Sommato a quanto versato dai due concordati e da Coop Alleanza 3.0, il ristoro coprirà il 90% di quanto investito. La prossima settimana saranno resi pubblici tutti i dettagli. Siamo soddisfatti, spiega Zilli, del lavoro che stiamo facendo insieme alle Camere di Commercio di Pordenone Udine e della Venezia Giulia per mettere in campo questa misura sociale tanto attesa. E sono invece una sessantina i dipendenti della Julia Portfolio Solution SPA a rischio occupazione. La società è subentrata alla IPO nel 2020 per gestire contratti di leasing della vecchia proprietà austriaca. Non c'è pace per chi lavora nel palazzo di vetro dell'ex IPO Bank di Tavagnacco. Il direttore generale di Julia Portfolio Solutions SPA ha consegnato ai rappresentanti sindacali e aziendali Fabi e Wilca la comunicazione d'avvio della procedura di riorganizzazione dell'attività che prevede il ricorso a licenziamenti del personale attualmente impiegato. Come riferisce il segretario regionale della Wilca Ernesto Granzotto, la formalizzazione del subentro di Julia Portfolio dell'americana Bain Capital nella gestione dei contratti di leasing sia in sofferenza che in bonus della ex IPO tramite la società austriaca HB Bundesholding era avvenuta nel luglio del 2020. Interessate alla procedura, continua Granzotto, sono attualmente una settantina di persone. Per 60 di loro il destino sarebbe segnato in un paio di operazioni, mentre i 10 rimanenti avrebbero il compito di svolgere attività in accompagnamento alla chiusura. I sindacati attendono l'avvio di un confronto con l'azienda per cercare soluzioni alternative perché i dipendenti stanno esaurendo la gestione dei crediti senza che l'azionista abbia provveduto ad acquisire nuove tranche di crediti da gestire. Nel palazzo di vetro rimarrebbe una settantina di dipendenti dell'altra società rilevata nel 2017, sempre dalla Bain Capital l'Aquileia Capital Service, che si sta occupando della gestione della parte immobiliare dell'ex IPO Bank. Nuovo ossigeno per il caffè Contarena di Udine. Ieri il Consiglio di Stato ha infatti sospeso la sentenza del TAR dell'8 aprile scorso che legittimava lo sgombero imposto dal Comune di Udine alla Spritz Time SRL, la società che ha il contratto d'affitto del locale storico di proprietà comunale. La documentazione depositata dalla società, scrivono i giudici, sembra attestare una ripresa della capacità di questa di adempiere ai propri obblighi. Il provvedimento di fatto rimanda tutto in autunno, almeno fino al 25 ottobre, quando a Roma si terrà l'udienza pubblica del Consiglio di Stato che si esprimerà sul merito dell'inadempimento reclamato da Palazzo d'Aronco. Ovviamente soddisfatto del pronunciamento in suo favore Edoardo Leone, amministratore della Spritz Time. Siamo convinti delle nostre ragioni sia dal punto di vista civile che penale, ha spiegato il gestore. Speriamo che giustizia sia fatta nella prossima udienza. Parallelamente, aggiunge Leone, sta procedendo in sede civile la quantificazione di quanto dovrà pagare il Comune di Udine alla nostra società in termini di rimborsi e per i danni causati dalla chiusura imposta a ottobre 2019.
E il TAR del Lazio ha respinto anche il ricorso presentato dai comuni di Valvasone, Arzene e Clout contro il Ministero della Cultura per l'esclusione dal bando dei piccoli borghi nell'ambito dei fondi PNRR. Le due realtà friulane erano rimaste fuori perché non avevano allegato alla documentazione una delibera del comune di Clout. Il TAR ha rigettato l'istanza motivando che l'allegazione delle delibere era adempimento chiaramente previsto nell'avviso pubblico a pena di esclusione. Secondo il collegio si tratta di un'omissione regolarizzabile in sede procedimentale attraverso il soccorso su istruttorio. Fondi persi in pratica per Valvasone e Clout. È stata firmata ed entrerà in vigore da domani mattina fino alla mezzanotte del 6 giugno l'ordinanza dell'amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro contro gli eccessi delle festività di Pentecoste. Tra le contromisure vietate angurie e bibite in bottiglia in lattina per l'asporto, sanzioni previste fino a 5.000 euro. Niente anguria a Lignano per le festività di Pentecoste, vietate anche le bibite in bottiglie di vetro e in lattina per l'asporto, per i quali sono autorizzati solo contenitori di plastica o carta, pena sanzioni fino a 5.000 euro. Sono alcune delle contromisure previste nella località balneare friulana per evitare, come purtroppo già successo in passato, che un momento di festa si trasformi nella saga degli eccessi. È stata firmata e sarà in vigore dalle 8 del mattino di giovedì 2 giugno fino alla mezzanotte di lunedì 6 giugno la specifica ordinanza dell'amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro. Nel dettaglio prevede il divieto di vendita e di detenzione di bevande in contenitori di vetro, in lattina, ma anche delle angurie che in passato sono state lanciate contro persone e cose. Nell'ordinanza sono inseriti anche il divieto di bivacco, il divieto di detenere o utilizzare strumenti idonei all'imbrattamento di immobili e arredi urbani. I titolari di pubblici esercizi e delle attività artigianali hanno l'obbligo di mantenere pulita l'area prospiciente ai rispettivi negozi. Sono vietati gli intrattenimenti musicali e i concertini. I locali che offriranno allettamento musicale invece dovranno dotarsi di un numero congruo di addetti alla sicurezza. Le violazioni e le disposizioni inserite nell'ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative da 500 a 5.000 euro. Da ieri inoltre sono state posizionate le prime transenne per mettere in sicurezza aiuole e fontane del centro balneare in passato utilizzate dai turisti austriaci come luogo di svago durante la nottata che anticipa la Pentecoste. Il comune chiede a tutti senso di responsabilità per limitare gli eccessi. La presenza delle forze dell'ordine sarà rafforzata anche con l'ausilio di personale proveniente da Bolzano e dall'Austria. Lignano Sabbiadoro Gestioni potenzierà il controllo sull'arenile durante l'orario serale e notturno. Da oggi la stazione del Comando dei Carabinieri di Lignano Sabbiadoro viene rafforzata di personale e mezzi con l'obiettivo di garantire un'estate sicura. Raddoppio del personale, presenza 24 ore su 24, la stazione del Comando dei Carabinieri di Lignano Sabbiadoro da oggi viene rinforzata per garantire un'estate sicura, in sinergia con le altre forze di polizia con il coordinamento della Prefettura. Da oggi la stazione dei Carabinieri di Lignano Sabbiadoro viene rinforzata con personale e mezzi per tutta la stagione estiva, per presidiare maggiormente il territorio e per adattare la ricettività del pubblico in caserma alle accresciute esigenze dell'utenza. Si avvicina anche un weekend intenso tra la Pentecoste e il ponte del 2 giugno. Ci sarà un rafforzamento dei controlli, ecco. Sicuramente per questo periodo ci saranno ulteriori rafforzamenti delle nostre presenze sul territorio, anche delle altre forze di polizia, proprio perché il fenomeno della Pentecoste ci spinge ad essere sempre maggiormente reattivi a quelle che sono le problematiche conseguenti, per affrontarle e risolverle nel migliore dei modi. Sarà un fine settimana da grandi numeri a Lignano tra il ponte del 2 giugno e la Pentecoste e soprattutto per l'arrivo dei turisti austriaci. Diversi albergatori si doteranno di un servizio di sicurezza interno per garantire la tranquillità. Ponte del 2 giugno e Pentecoste. Lignano Sabbiadoro, grazie soprattutto all'arrivo dei turisti austriaci, vive un fine settimana da grandi numeri. Sfiora il tutto esaurito negli appartamenti con oltre il 90% delle strutture ricettive occupate. Ci aspettiamo un'affluenza molto forte e un tutto esaurito nelle strutture alberghiere e quindi un po' in tutto il ricettivo. Chiaramente questa concomitanza fa sì che ci sia una commissione tra clientela italiana e clientela straniera e questo ci fa ben sperare, soprattutto per quella che sarà la gestione sempre molto difficile dei 2 giorni di Pentecoste. Molto spesso anche le strutture alberghiere assumono del personale per cercare di contenere le problematiche che si possono
verificare nelle ore notturne, molto spesso anche alberghi 3 stelle che normalmente non hanno il guardiano notturno, quindi appunto non hanno la portineria aperta 24 ore, si dotano di un servizio di sicurezza interno per cercare appunto di garantire la tranquillità all'interno della struttura. Più di un'impresa su 3 del terziario in Friuli Venezia Giulia non riesce a trovare i profili adeguati, nonostante da maggio a luglio siano previste 26.000 assunzioni in regione. E quanto emerge dall'Osservatorio congiunturale sull'occupazione in regione curato da Format Research e IRES FVG. Cresce l'occupazione rispetto al periodo pandemico, ma l'incertezza economica, i rincari e la mancanza di manodopera rallentano la ripresa delle imprese del terziario. In Friuli Venezia Giulia il 35% delle imprese che hanno avviato ricerca di personale non è riuscito ad assumere nemmeno una risorsa e questo impatta negativamente sui ricavi. È la sintesi di quanto presentato nella sede dell'Ascom di Pordenone nel corso di un incontro promosso dall'ente bilaterale del terziario del Friuli Venezia Giulia. Sul tavolo le indagini sul mondo del lavoro di Format Research e IRES FVG. I profili sono diversi. Dipende naturalmente dal settore di attività economica. Nel settore del commercio abbiamo i commessi, nel settore dei pubblici esercizi oggi mancano gli chef, mancano i barman, manca il personale di sala, mancano anche le nuove professioni. È cambiato il lavoro grazie all'innovazione digitale e oggi la metà delle imprese cercano personale. Perché? Perché in parte sono cresciute, ma in parte sono cresciute anche in termini di innovazione. Dal punto di vista dei lavoratori, quasi la metà di coloro che nell'ultimo biennio hanno mantenuto il posto hanno comunque pensato di cambiare occupazione. Nel periodo maggio-giugno 2022 sono previste 26.000 assunzioni a livello regionale, di cui il 73% nell'ambito dei servizi. Si è dimessa l'assessora di Duino Aurisina, Valentina Banco, leghista, al centro di una polemica per aver scritto un post offensivo contro la senatrice Liliana Segre, nel quale diceva: questa signora prende 270.000 euro per il suo passato, allora dovrebbero prenderlo tutti i sopravvissuti dell'Olocausto. Ho commesso un'imperdonabile leggerezza con un post sciocco e senza senso per svariati motivi, ha detto l'assessore. Formalizzerò le mie dimissioni al sindaco Daniela Pallotta. Il primo cittadino ha criticato il post e si è scusata pubblicamente con la senatrice a vita Liliana Segre. Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, ha detto che Valentina Banco, pensionata della Polizia di Stato, già assurta alle cronache per aver definito in passato il Presidente della Repubblica Mattarella un comunista, dovrebbe anche ritirarsi dalla corsa elettorale del 12 giugno, visto le offese alla senatrice. Cronaca: è stato elitrasportato a Udine un automobilista che alle 13:15 di oggi è rimasto coinvolto in via Pedrina ad Azzano Decimo in un incidente stradale. Un Alfa Romeo Giulietta condotta da un 27enne del posto si è capottata, probabilmente nel tentativo di evitare un'altra vettura che si stava immettendo sulla strada principale da una proprietà privata. Testimoni hanno riferito come il conducente della Giulietta, poco prima che si verificasse l'incidente, avesse superato una Seat che da Tiezzo era diretta verso Pasiano. Il 27enne, dopo aver urtato la Hyundai, non sarebbe più riuscito a controllare la propria macchina, che si è capottata più volte. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla polizia locale. È iniziata oggi la stagione irrigua, il problema è che non c'è l'acqua ed è emergenza siccità in Friuli, con il tagliamento in secca e i livelli delle falde sotto la media degli ultimi 40 anni. Irrigazione per questo a rischio nei prossimi giorni. Le piogge cadute negli ultimi giorni non hanno aiutato, resta l'emergenza siccità in Friuli e le alte temperature previste nei prossimi giorni rischiano di compromettere le colture. Il deficit idrico è preoccupante. Rispetto alle medie del periodo degli ultimi 25 anni, le precipitazioni registrate nell'Alto Friuli si sono addirittura dimezzate, ragion per cui il volume contenuto nei principali invasi del bacino del Friuli Tagliamento è diminuito del 36% rispetto al volume utile per irrigare i campi. Pesantemente sotto la media dell'ultimo quarantennio anche le falde che servono il Medio Friuli e la Bassa Friulana. Dinanzi a quella che si prospetta una vera e propria emergenza idrica per l'intera estate, la Regione ha convocato oggi un tavolo tecnico su sollecitazione dei consorzi di bonifica al quale hanno partecipato anche le associazioni di categoria e l'ARPA. Non c'è acqua, afferma senza mezzi termini la Presidente del Consorzio Pianura Friulana, Rosanna Clocchiatti. Finora abbiamo tenuto botta mettendo in atto alcune misure di contenimento, ovvero razionalizzando l'utilizzo dell'acqua, ma la situazione è talmente preoccupante che c'è il rischio che nei prossimi giorni non venga garantita l'irrigazione a tutti i campi.
Un vero e proprio danno in questa fase in cui le culture sono in fase di crescita. Tra le possibili misure che potrebbero venire adottate nei prossimi giorni, il dimezzamento della durata dei turni irrigui per evitare i fermi degli impianti, la sospensione dell'irrigazione di soccorso nelle aree servite dai canali del sistema derivatorio all'idratagliamento, la riduzione di portata di alcuni canali secondari e la messa in asciutta di altri con la razionalizzazione dell'acqua anche per usi domestici. Capre e pecore, 200 in tutto, si stanno occupando da qualche tempo dello sfalcio dell'erba in buona parte degli spazi verdi di San Leonardo. Il sindaco dice che grazie a questi animali sono stati ridotti di 2/3 i costi degli sfalci. Ovini e caprini brucano in aree pubbliche e private. Vediamo. Pecore e capre utilizzate come dei decespugliatori succede a San Leonardo, nel cuore delle valli del Natisone, dove grazie a caprini e ovini, 200 capi in tutto, si sta rendendo il territorio più pulito. Un progetto voluto fortemente dal comune di San Leonardo, guidato dal sindaco Antonio Comugnaro, che si è preoccupato prima della pulizia degli alvei dei fiumi Cosizia ed Erbezzo, stipulando un contratto triennale con dei privati che hanno messo a disposizione qualche animale liberato per brucare, per tenere puliti alvei e aree pubbliche. Avessimo dovuto occuparcene noi, sottolinea il primo cittadino Comugnano, ci sarebbe costato il triplo. Così invece il taglio dell'erba, alimento per capre e pecore, è naturale, costante e meno costoso. Poi l'iniziativa è talmente piaciuta che molti proprietari di fondi, invece di utilizzare falce, macchine operatrici, decespugliatori, hanno appaltato l'opera a pecore e capre che di fatto sono state rinchiuse nelle aree verdi di interesse in modo da concentrare la loro azione. Le valli del Natisone dunque hanno delle alleate a quattro zampe che rendono più bello e pulito l'inimitabile territorio valigiano. Questa edizione con il ritorno in Friuli di Zico, adesso sentiamo, dopo avervi raccontato l'arrivo a Lubiana e poi l'arrivo anche a Udine, adesso le emozioni, la festa che si sta preparando a Remanzacco, linea dunque a Francesca Spangaro. Eccoci, buonasera, siamo alla tavernetta di Remanzacco, qui l'Udinese Club Arthur Zico di Orsari ha organizzato una grandissima accoglienza per appunto il campione che hanno intitolato il loro club, primo club a intitolare appunto il sodalizio a un giocatore. Da anni sono legati a lui, lo hanno accolto oggi, abbiamo visto i nostri appuntamenti con i TG, qua si stanno radunando i primi tifosi, addirittura tanta è l'affluenza che sono state create 2 sale, chi è qua potrà seguire quello che accadrà sul palco anche da alcuni schermi, insomma sono attrezzati anche perché sarà una serata di grande spettacolo alla quale parteciperanno anche diversi ex giocatori che con Zico hanno condiviso il campo, partite memorabili, immagini, ricordi, aneddoti, insomma ci sarà davvero tanto e anche diverse sorprese per lo stesso Zico preparate dal suo club e non solo. Qua già si sta parlando appunto dell'attesa e di diversi ricordi che vengono in mente di quel periodo, insomma tutti aspettano di vederlo, ci sarà una grande accoglienza, noi vi racconteremo la serata in diretta dalle 20:30. A dopo. Grazie allora a Francesca Spangaro, finisce qui questa edizione del telegiornale, linea adesso dopo la pubblicità al TG Sportivo e poi al Meteo. Grazie per essere stati con noi e buona serata.